non ti nascondo che è stata un fulmine a ciel sereno, perché se è vero che da tempo si prospettava l'entrata da parte di un gruppo a fianco della famiglia Pozzo e quindi prima o poi poteva succedere, nostalgia, perché sai, io anche personalmente 18 anni che ho il piacere di lavorare per questa famiglia, per questa società, i traguardi sportivi, le partecipazioni in Europa, lo stadio, il centro sportivo che hanno costruito, la televisione stessa. Beh, insomma, Stefano, credo che ci vorrebbero almeno 2 giorni per raccontare tutti i traguardi. Un fulmine a ciel sereno, questa è la metafora forse più azzeccata della situazione che riguarda la fuga di notizie, volta a confermare la possibile cessione dell'Udinese a un fondo americano. Notizia stordente per chi è all'interno ormai quasi da un ventennio, ma anche per chi in Friuli si è formato professionalmente nella TV bianconera. Si perderebbe gran parte del romanticismo che c'è intorno all'Udinese, gran parte del romanticismo che c'è intorno alla famiglia Pozzo, si andrebbe a perdere anche una sorta di certezza che i tifosi dell'Udinese, che tutto il calcio italiano ha, di avere a che fare con una famiglia che oramai è sinonimo di calcio e che ha davvero a cuore le sorti di una squadra e non la vede come una semplice fonte di ricavi e di incassi. È il futuro e bisognerà accettare tutto quello che succederà, certo lo faremo, ma con un bel po' di tristezza. Per i tifosi anche il colpo non è stato da poco, ma c'è chi vuole pensare positivo e sperare che possa bissarsi una situazione come quella dell'Atalanta. Noi dobbiamo fidarci della famiglia Pozzo, che ha gestito per oltre 30 anni la società, tenendola sempre in Serie A. Poi se la paragoniamo a ciò che è accaduto a Bergamo, non potrà che essere di buon auspicio, credo, perché una gestione comunque amministrativa o finanziaria americana, ma con una gestione tecnica locale, credo che possa dare i suoi frutti. La famiglia Pozzo non vorrà lasciare l'Udinese in mani inesperte o, diciamo così, che possano rovinare la storia dell'Udinese. Ecco.